La festa di San Giovanni Battista o Notte di San Giovanni è una solennità che si celebra il 24 giugno e alla vigilia del giorno di venerazione del santo è usanza in diversi paesi accendere dei fuochi. A Sora la Notte del Faone è la festa popolare più spettacolare. Una celebrazione legata alla tradizione del fuoco di San Giovanni che si svolge ogni anno sul fiume Liri con il grande faone tradizionale, acceso sulle acque del fiume tra il riflesso delle fiamme e la folla sul lungo fiume. A Sora questa tradizione si celebra con una scenografia naturale straordinaria, le fiamme che si riflettono nelle acque del Liri, un momento di forte identità culturale e comunitaria che la città custodisce con orgoglio, e quella di quest'anno è stata un vero e proprio grido d'allarme lanciato dai tantissimi tifosi presenti per la salvezza del Sora Calcio. Da sempre un gruppo di ultra organizza il faone e nella serata del 23 giugno davvero in tanti si sono riuniti per far sentire a tutti i concittadini e non presenti l'amore che li lega al Sora Calcio da così tanti anni. La frase dei tifosi in un post a questo finale: il Sora Calcio è nostro, guai a chi lo tocca.